Il contagio sta rialzando anche in Friuli Venezia Giulia, fortunatamente con dei dati diversi rispetto al resto del paese. Tuttavia l'epidemia va contrastata con il rispetto delle regole e tutti stiamo lavorando perché questo resti nelle condizioni attuali, cioè una forte domanda di isolamento con ancora molto bassa presenza nelle terapie intensive, pur con un aumento della domanda ospedaliera. Questo ci imporrà delle manovre dal punto di vista organizzativo che io mi auguro trovino il buon senso anche nei punti che dovranno essere riconvertiti. Come mi auguro, e sono certo che avverrà così, che tutta questa esperienza si supererà come nella prima fase, quando tutti i nostri cittadini hanno capito che il rispetto del distanziamento, evitare gli assembramenti, utilizzare le mascherine e lavarsi spesso le mani siano l'unica vera e principale cura che dobbiamo applicare. È un impegno che riguarda tutti e io sono sicuro che rispettando queste regole sapremo anche in questo caso superare questo momento di difficoltà che si sta presentando.